voglio leggere una lettera che Lillo Mannino ha inviato al nostro leader Gianfranco Rotondi. Caro Gianfranco, non posso non manifestarti tutto il mio rincrescimento per aver mancato questo appuntamento, che considero ancor più rilevante per unirmi ad un confronto con altri amici su una rievocazione che vuole essere una ricostruzione approfondita della personalità di Carlo Donat-Cattin, della sua storia personale e dell'importante ruolo avuto nella storia del paese e particolarmente della democrazia cristiana. Ho avuto la fortuna di avere con lui un rapporto che è stato decisivo della mia formazione ed esperienza politica. Ho avuto l'occasione straordinaria di un rapporto ravvicinato che mi ha consentito la conoscenza di passaggi importanti della storia politica, di un trentennio così importante per la vicenda storica. Ho imparato da lui moltissimo, perché egli è stato un maestro, oltre che un protagonista di primo piano, interpretando l'ispirazione dell'anima popolare della DC e seguendo la conseguenziale funzione politica, contribuendo al governo dell'Italia con atti e fatti che sono i capisaldi della crescita sociale ed economica, in particolare del mondo del lavoro. La sua lezione ha un valore attuale, purtroppo non è stata ripetuta e questo caratterizza la fine dell'esperienza democristiana. Mi rimane questa lezione come una parte di quella tradizione politica cristiano-sociale coniugata fortemente con i principi della libertà. Ripeto, sono fortemente rammaricato di questa mia defiance e ti prego di scusarmi con tutti gli amici che partecipano ai lavori di questa giornata. Ti prego poi di abbracciarmi Claudio, che con i suoi fratelli tutti ricordo con profondo sentimento. Lillo Mannino.